Ennesimo appuntamento con penalty. Bentrovati telespettatori sportivi siciliani su Gold 78 con la trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico. In onda il martedì alle 21, in replica il mercoledì sera dopo la mezzanotte e poi se volete potete rivedere questa puntata anche sulla pagina Facebook di Penalty. Una domenica dal doppio volto, si è giocato in campo ma si è giocato purtroppo anche nelle stanze del governo italiano, perché tutti sanno già la notizia che purtroppo tramite un decreto ministeriale si ferma il calcio giovanile e questo ci dispiace tantissimo, perché non vorrei che fossero i ragazzini a dover pagare anche sbagli che non appartengono certamente alla loro generazione. Questa è una trasmissione però che parla di risultati, di classifiche, di commenti, di immagini, pertanto purtroppo dobbiamo voltare pagina ed iniziamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la quarta giornata di questo girone I del campionato di Serie D. Domenica 18, questi i risultati. ACR Messina batte Aciriale 2-1, Cittanovese batte Città di Sant'Agata 2-1, Dattilo batte Rocella 2-0, rinviata al 4 novembre Licata Paternò, Biancavilla batte Marina di Ragusa 1-0, Rende Rotonda 1-1, rinviata pure San Luca Castrovillari al 4 novembre. Santa Maria Cilento FC Messina 0-0, Troina batte Gelbison 1-0. Grazie anche allo stop di qualche squadra, la Cittanovese balza al primo posto in questo girone I del campionato di Serie D. In testa con 10 punti, a seguire Licata con 9, ACR Messina 8, Dattilo FC Messina ed Aciriale 7, Biancavilla e San Luca 6, Rotonda 5, Troina, Gelbison, Santa Maria Cilento e Castrovillari 4, Paternò, Città di Sant'Agata 3, Rende 2, Roccella e Marina di Ragusa 0 punti. In questa classifica dobbiamo ricordare che il Dattilo, il Licata, il San Luca e il Santa Maria Cilento hanno disputato una partita in meno, ben 2 invece le partite da recuperare per Castrovillari e Paternò. Passiamo al prossimo turno, domenica prossima questi gli incontri. Aciriale Biancavilla, Castrovillari Rende, Cittanovese Licata, Dattilo San Luca, FC Messina ACR Messina, Gelbison Città di Sant'Agata, Paternò Santa Maria Cilento, Roccella Troina ed infine Rotonda Marina di Ragusa.
Possono già partire le immagini per quanto riguarda il derby tutto siciliano tra ACR Messina e Aciriale. Buon pomeriggio dal Francoscoglio di Messina da Francesco Costanzo. È la quarta giornata del campionato di Serie D Girone I. La sfida tra Messina ed Aciriale. Il big match odierno con due sicure protagoniste di questo campionato di quarta serie. Inizia il match in questo momento. L'appoggio su Mauro Bollino, il traversone interessante sul secondo palo, Pietella col sinistro, parabola che si alza. 12° entrati in questo primo tempo, 0-0 tra Messina e Aciriale, palla in area di rigore, lo mastro di testa, blocca, palla centrale orizzontale buona per Cristiani che può andare al tiro, palla per Foggia, posizione gol, Foggia, il gol del Messina, il timbro di Cira Foggia per il vantaggio della formazione bianco scudata. Il traversone, colpo di testa, Sparacello, Aciriale vicinissimo al pari, Bucolo, il calcio di punizione in area di rigore, il colpo di testa sopra la traversa. Arriva il fischio, la battuta e la deviazione in calcio d'angolo con Mauro Bollino che aveva disegnato una parabola davvero incredibile. Credella punta l'avversario, ancora Credella, serie di finte, si appoggia, bravissimo su Vacca, potrebbe allargare, la palla c'è lateralmente per possibile regolare, Cristiani per Foggia, anticipa Ruggero, Savonarola cerca lo spazio per affondare, supera Bollino, occhio al centro, la palla liberata, Ottavale, palla fuori. Attacco del Messina con Mauro Bollino che punta la porta avversaria, la serie di finte, il sinistro di Bollino si allunga ancora in angolo, deviando Ruggero, colpo di tacco da parte di Vacca, virtuosismo per Foggia, a calcio di rigore per il Messina, allungato il piede nettamente su Ciro Foggia ed è calcio di rigore per la formazione peloritana al 21°. Fischio arbitrale, va Bollino, il tiro, la palla a rete, il gol del Messina che raddoppia. Occhio Suarez, sguscia sul versante di sinistra, supera più un avversario, c'è fallo e cartellino giallo per Domenico Aliberta, è il secondo e va nella doccia prima del tempo. Messina in 10 uomini, Domenico Aliberta, il capitano, era rientrato da una squalifica, adesso salterà, ahimè, la sfida con l'FC. 44°, -1, ultimo giro, palo clamorosa, la porta era quasi sguarnita, Aciriale vicinissimo alla marcatura, gran palo, il pallone per Buffa in area di rigore dalla sinistra, il traversone, occhio qui, appoggia il gol, accorcia le distanze l'Aciriale, il Messina la porta a casa, 3 punti d'oro importanti contro l'Aciriale, 2-1 per la formazione bianco-scudata che quindi vince questo big match di giornata. Una CR Messina che attende a questo punto anche il derby stracittadino domenica prossima contro l'FC Messina. E adesso guardiamo il servizio invece che riguarda l'altra squadra messinese, il Città di Sant'Agata, che purtroppo perde in casa contro la Cittanovese per 2-1. Al Biagio Fresina il Città di Sant'Agata, reduce dalla sconfitta di domenica ad Aciriale, ospita il Cittanova Calcio, capolista del Girone I di Serie D. Un match che non ha deluso le attese della vigilia e che si infiamma dopo 180 secondi quando Figarotta potrebbe sbloccare il risultato. Il destro però del numero 10 bianco-azzurro trova la parata del portiere Latella. La risposta della formazione calabrese al 10° con Silenzi che tenta di scavalcare Ferrara con un pallonetto, ma sulla linea salva tutto il difensore Maggioli. Il Città di Sant'Agata è vivo e al 17° potrebbe passare con Perkovic che serve Cicirello, la sforbiciata del capitano biancazzurro che sfiora il palo alla destra del portiere Latella. Poi al 20° l'episodio che cambia la partita quando il signor Mirabella concede il calcio di rigore al Cittanova Calcio per un presunto fallo su Viola e senza esitazioni indica il dischetto tra le proteste bianco-azzurre. Dagli 11 metri lo stesso Viola parte col mancino,
Mancino spiazzando il portiere Ferrara e facendo così Città di Sant'Agata 0, Cittanova Calcio 1, terzo centro in campionato per il 10 calabrese. Il Città di Sant'Agata però non ci sta, al 27esimo Maggioli non arriva per centimetri all'appuntamento con il gol. 3 minuti più tardi colpo di testa di Capitan Cicirello che manda incredibilmente sul fondo, e così dal possibile pareggio sul finire di primo tempo arriva la doccia fredda per il Città di Sant'Agata, che deve capitolare ancora alla rete messa a segno da Silenzi, che approfitta di una disattenzione e col destro mette alle spalle del portiere Ferrara il suo quarto centro in campionato. Con le immagini siamo già nel secondo tempo, il Città di Sant'Agata prova a rientrare in partita, ci prova Perkovic col Mancino, la tella però si supera e mette il pallone in angolo. Insiste ancora la formazione di Pasquale Ferrara con il tentativo da parte di Cicirello in sforbiciata che sfiora di poco la traversa. Al minuto 85 ancora la formazione di casa con Aveni che mette in aria per il colpo di testa che però viene bloccato centralmente dal portiere. Gli sforzi della Città di Sant'Agata vengono comunque premiati al minuto 86 quando il direttore di gara concede il penalty ai danni di Aveni e dagli 11 metri Abayan non sbaglia mettendo nell'angolino il pallone dell'1-2, una rete che galvanizza la squadra del presidente Antonio Ortoleva, che si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma al minuto 86 invece il Cittanova a rendersi minaccioso con il sinistro di Crucitti, che trova comunque la parata del portiere Ferrara. Non succede più nulla, può festeggiare dunque il Cittanova Calcio, che infila la terza vittoria consecutiva e rimane di fatto capolista del girone I di Serie D, mentre il Città di Sant'Agata perde di fatto l'imbattibilità casalinga. Continua da imbattuto il suo campionato di Serie D il Dattilo di Chianetta, perentorio 2-0 nei confronti del Roccella. Provinciali di Trapani, quarta giornata del girone I di Serie D. Il Dattilo di mister Chianetta, dopo l'ultimo stop forzato causa rinvio della gara contro il Paternò da recuperarsi mercoledì, ospite il Roccella, reduce invece da una rocambolesca rimonta subita al Ninetto Muscolo nell'ultima giornata contro il San Luca. Al nono di gioco primo squillo di marca ospite con il corner calibrato da destra di Mettagliato, nel quale da pochi passi calcia addosso a Giappone. Al 12esimo risposta immediata del Dattilo con Seccum che sventaglia per testa, il quale rientra sul destro servendo la corrente di Terranova, che prova a calciare per 2 volte verso la porta di Scurto. Un muro granata di fronte a sé al 20esimo, ancora Seccum in cabina e regia, questa volta allarga il gioco per Terranova, il quale penetra in area, serve dentro per Manfredi che non trova la deviazione vincente alla mezz'ora. Doppio cambio forzato per mister Chianetta con Galfano e Bellinghieri costretti a lasciare il campo per infortunio in favore di Rallo e Cicala. Gara piacevole al Provinciale senza soluzione di continuità. Al 34esimo ci prova Carrozza sugli sviluppi d'un piazzato irradente centrale, facile preda di Giappone. Al 42esimo sul binario di frazione ancora Carrozza sguccia sull'out Mancino, palla per Wilson, la torsione è larga alla sinistra della porta di Giappone, ancora Seccum in cabina di regia, qui la ripartenza è fulminea, conclusa Benigro con questo Mancino che sorvola la trasversale. Questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, segue solo il giudice fisco del direttore di gara. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Un buon Roccella sin qui imbrigliato il Dattilo. Torniamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo 5 giri di orologio e Manfredi servito al limite da Terranova va dopo l'ennesima sventagliata di Seccum a provarci in girata dal limite sinistro largo. 2 minuti più tardi ancora Seccum, scucchiaia per testa, il quale stoppa di petto e ci prova in sforbiciato, deviato, il suo tentativo viene bloccato da Scuffia al minuto 55. È un monologo del Dattilo in questa ripresa, è rientrato in campo con un altro piglio, ancora un'occasione sempre contesta. Sceglie la soluzione di potenza e non quella di precisione. Roccella che mette il naso fuori affidandosi alle incursioni di Carrozza, che da sinistra rientra sul destro, un cross per Buxon, il quale da buona posizione calcia al lato. All'ora di gioco Cicala prende il fondo a destra, cross calibrato per la testa di Manfredi, Scuffia si esalta in un intervento plastico salvando il risultato. Ora arrivano con costanza i rifornimenti per le punte alle corsie esterne per il Dattilo. Terranova crossa sul secondo palo dove ancora inserisce sforbiciata testa, cerca la soluzione acrobatica, il gol è nell'area, arriva al minuto 65 con lo strappo di Vito Lupo, suggerimento in profondità per Terranova in pallina, Scuffia per il vantaggio del Dattilo, azione magistrale, ripartenza fulminea degli uomini di mister Chianetta.
Conclusa dal destro perentorio di Terranova che trafigge Scuffia per il vantaggio dei locali. Risposta del Roccella, tutto in questo piazzato, si sporca solo i guantoni Giappone. Al 78esimo ancora Lupo in cabina di regia, imbecca Terranova in volea, non riesce ad impensierire Scuffia. Scorriamo fino al minuto 82, azione magistrale quella del raddoppio dei locali, sventagliata parabolica di Nigro per un incontenibile Terranova che salta un avversario, palla in aria per testa, che di prima intenzione, fredda Scuffia per il raddoppio degli uomini di mister Chianetta. Terranova e testa blindano la seconda possibile vittoria storica nel campionato di Serie D per il Dattilo. Può ora dare minutaggio anche ai componenti della panchina il tecnico trapanese. Passerelle infatti per Davide Testa che lascia il campo in favore di Girgenti al minuto 85. Ci prova Manfred, imbeccato dal solito Lupo, a iscrivere il proprio cognome sul tabellino. Il marcatore della sua volea in mancina è bella ma lambisce solo la porta di Scuffia. Soddisfatto mister Chianetta, meno il tecnico del Roccella. Francesco Galati ancora cambi nel finale che richiama in panchina Seccum, lasciando qualche scampolo di gara a Palermo nel finale. Standing ovation anche per Terranova che lascia spazio a Fofana. Non accade molto altro al provinciale, solo il triplice fischio del direttore di gara. Game over, Dattilo si impone su Roccella per 2-0. Le marcature tutte nella ripresa di Terranova e testa per la seconda vittoria in campionato della compagine trapanese che sale a quota 7 e deve recuperare la sfida del Paternò. Continua a sorprendere il Biancavilla di Basile, vittoria fuori casa contro il Marina di Ragusa. Stadio Aldo Campo di Ragusa, quarta curva del girone I di Serie D. Il Marina di Ragusa di mister Utro, reduce dalla sconfitta rimediata al Monreale Proto di Cittanova per 2-0, ospitava il Biancavilla, reduce invece da una vittoria all'Orazio Raiti per 2-0 sull'Icata, ancora da omologare. Grazie alle immagini a cura di Andrea Martorani e al montaggio di Mirko Giacopello possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida. Si apre al quinto di gioco con questa sventagliata parabolica che va a imbeccare la testa di Leonardi, che non riesce a correggere le spalle di Pellegrino. Partita bloccata in questa prima mezz'ora, scorriamo fino al 19esimo quando ci prova da piazzato il Biancavilla. Il tentativo però sorvola la trasversale della porta di Pellegrino. Minuto 23, bella la palla di Fabio Bossa che innesca Baldé in profondità, non riesce ad arrivare però l'attaccante di mister Utro alla mezz'ora. Cavalcata di Allegria che serve Baldé in sovrapposizione sulla destra, penetra in area Baldé ci prova col destro, il diagonale però viene salvato sulla linea di porta. Un minuto più tardi, senza soluzione di continuità, il Biancavilla in contropiede guidato da Randis che serve Viglianisi, penetra in area Viglianisi, prova il pallonetto. Viglianisi aveva cercato l'Eurogol di giornata replicando quello della settimana trascorsa di tacco contro il Licata. 2 minuti più tardi, calcio d'angolo messo in mezzo, la sfera rimane sul dischetto alla portata di Ferrante che risolve la mischia, batte Pellegrino con questo preciso diagonale. Biancavilla in vantaggio, cambia il parziale allo stadio Aldo Campo di Ragusa. Sono passati in vantaggio gli uomini di mister Basile. Marina che subisce il contraccolpo psicologico e qui si difende al 41esimo da questa iniziativa, ci prova addirittura in sforbiciata Randis, centrale blocca Pellegrino. Ultima emozione della prima frazione di gioco, Pietrangeli allontana la sfera sui piedi di un calciatore giallo-blu, ancora una volta chiamato agli straordinari l'estremo difensore del Marina di Ragusa. Duplice fischio del direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete al 32esimo di Ferrante. Deve inventare qualcosa il Marina di Ragusa, ancora fermo a quota 0 punti in classifica, entra Schena in luogo di Bossa. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa al 52esimo, palla di Allegria per Mauro che calcia debolmente favorendo l'intervento di Genovese. Ancora cambi dentro Brunetti in luogo di Mauro. Scorriamo fino al minuto 62, calcio d'angolo battuto corto per Rabbeni e con un gran numero supera l'avversario, addirittura impegna Pellegrino. Che giocata di Luciano Rabbeni in questa occasione. Un minuto più tardi, dagli sviluppi dello stesso corner, palla dalla sinistra spizzata sul secondo palo dove non arriva per un soffio Rabbeni, centra in legno con questo tentativo un po' svirgolante e poi Porcaro non riesce a deviare in porta. Entrano Consiglio e Caruso per Di Bari e Schisciano. Al minuto 71 spazio anche a Mattia Reducci in luogo di Allegria, l'uomo della provvidenza contro il Licata. 75esima incursione di Caruso che viene atterrato al suo ingresso in area, l'arbitro fischia fallo dal limite per questo intervento da Tergo. Forse c'erano gli estremi per una massima punizione.
Al minuto 82 punizione messa dentro da Consiglio, Genovese tentenna nell'uscita favorendo l'incornata di Caruso che a porta sguarnita non riesce a gonfiare la rete. 83esimo ancora una punizione in the box, Pietrangeli fa da torre per Retucci che sempre di testa però manda alto. Ultima occasione per il Marina di Ragusa all'88esimo e Baldè che prova a fare tutto da solo, vince una serie di rimpalli, poi Retucci non riesce a correggere. Alle spalle di Genovese resta un po' di rammarico per i ragazzi di Mister Utro per le occasioni sciupate nella ripresa, perché di lì a poco triplice fischio del direttore di gara, il Biancavilla espugna lo stadio Aldo Campo di Ragusa con il minimo sforzo, basta la rete al minuto 32 di Ferrante. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Complimenti alla Biancavilla che si conferma come assoluta squadra rivelazione in questo girone I del campionato di Serie D. Abbiamo sentito a fine partita l'allenatore Nicola Basile e anche il direttore generale Alessandro Santagati. Abbiamo avuto modo anche di chiacchierare con i due giocatori più rappresentativi, ovvero Fabrizio Ferrante e Tommaso Bonanno. Le vittorie sono tutte importanti, come hai detto tu prima, la cattiveria la fa da padrona in queste categorie. Poi se ci metti un pizzico di fortuna, quella non guasta mai, però devo dire che i ragazzi sono stati sempre sul pezzo, sempre in partita, a parte qualche palla lunga da parte degli avversari, anche se devo dire che è una squadra molto combattiera, combatte, unita, grintosa, è una squadra che rispecchia un po' la nostra. Ma già lo sapevamo in settimana con il mister, perché sapevamo che questa squadra si faceva trovare ben attrezzata, come abbiamo visto anche oggi, però noi abbiamo lavorato in settimana bene, l'abbiamo affrontata fino all'ultimo con rispetto. Sì, sicuramente abbiamo fatto una partita caparbia, non era semplice vincere in questo campo perché loro, avendo 0 punti, che poi sul campo loro in teoria ne hanno 3, avevano fame di punti, quindi hanno fatto una partita che volevano cercare di vincere con le unghie e con i denti. Noi siamo stati bravi appunto a trovare il gol, a sbloccare la partita e siamo stati bravi a portarla pure a casa. Siamo una squadra di carattere, ma prima di tutto siamo un grande gruppo. Dal gruppo esce fuori questo carattere battagliero che abbiamo domenica dopo domenica. Oggi per noi era una partita importantissima, adesso da martedì ci prepariamo ad affrontare la Cireale. Non va oltre il pareggio il Rende, impatta in casa 1-1 contro il Rotonda. Nella quarta di campionato di Serie D Girone I, i lupi di Patron Bruno affrontano a Lorenzon di Rende e l'11 di Mister Caruso. Il signor Fabio Cevennini di Siena dà inizio alle ostilità. All'8° minuto biancoverdi pericolosi, Valenti mette in mezzo un pallone velenoso, Quintiero si distende, si salva la difesa biancorossa. Ci riprova il Rotonda al 10° minuto con Fioretti, servito da Sansone. La girata in acrobazia del numero 9 finisce di poco al lato. La reazione dei padroni di casa arriva al 13°, il colpo di testa di Palma, servito da Greco, non trova lo specchio. Al 18° il Rotonda passa, Tuninetti trova libero sulla sinistra Petricciuolo, il cross in mezzo del giovane attaccante biancoverde, pesca in mezzo all'area Boscaglia che tutto solo insacca. Vantaggio meritato dei lupi, Boscaglia non esulta ma dovrà dividere il merito del gol almeno con Tuninetti e Petricciuolo. Il Rotonda vola in mezzo al campo e al 27° ancora Tuninetti, servito di tacco da Goretta, carica il destro dal limite, si supera Quintiero. Al 35° l'incornata del numero 9 biancorosso trova la deviazione in angolo di Sansone. Al 40° ci prova Carbone su calcio di punizione, D'Aquino para a terra proteggendo il primo palo. Nel finale di tempo brutta tegola per mister Pascuzzo che vede i suoi rimanere in 10 per l'espulsione di Sansone per doppio giallo. Nel secondo tempo forte dell'uomo in più il Rende entra in campo con un piglio diverso. Già al 5° minuto il solito Palma di testa tira alto sulla traversa. Al minuto 17 l'occasione più ghiotta per i padroni di casa, Palma per Falzetta. La volée dell'attaccante all'altezza del dischetto al colpo sicuro non trova la porta. La reazione dei lucani al 20° con Ferreira, il sinistro del numero 19 finisce di poco fuori. Al 31° il Rende pareggia. Boito subentrato nel secondo tempo carica il sinistro dal limite. D'Aquino para ma non trattiene, Palma lasciato colpevolmente da solo si avventa sulla corta respinta e segna. Rende in paradiso e Rotonda a recitare il mea culpa per la disattenzione difensiva.
Le due squadre si affrontano a viso aperto con l'intento di vincere la gara. Al 38esimo Ferreira è sui piedi grazie ad uno svarione difensivo dei calabresi, la palla della vita. Con Quintiero fuori dai pali avrebbe potuto provare un pallonetto, ma il numero 19 sceglie l'azione prolungata. Il tiro dell'attaccante biancoverde trova i piedi di Quintiero che salva porta il risultato. Al 47esimo l'ultima azione del match su calcio di punizione, il nuovo entrato Mociaro non trova lo specchio. Proseguendo nel nostro racconto, sottolineiamo il pareggio fuori casa dell'FC Messina contro il Santa Maria Cilento. Guardiamo il servizio. Dopo la pausa forzata di 7 giorni fa a Castrovillari, la Polisportiva Santa Maria torna a giocare. Lo fa in casa al Carrano sotto un bel sole e davanti una bella cornice di pubblico che torna allo stadio dopo diversi mesi, rispettando le normative anti-Covid. La compagine allenata da mister Esposito non sfigura contro il più accreditato FC Messina. Al termine del match, infatti, i cilentani potranno recriminare per diverse occasioni create, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo i cilentani ci provano con Ragosta, sempre dalla distanza. Ma alla fine la squadra allenata da Esposito non riesce a superare l'estremo difensore avversario. L'occasione più nitida capita sempre con un colpo di testa di Ragosta che sfiora il palo sull'ottimo traversone di Cognos dalla sinistra. Primo tempo dunque a reti bianche e con un sostanziale equilibrio tra le parti. Il Messina ci prova in maniera timida, ma Campanella, Pastore e compagni fanno buona guardia. Nella ripresa il primo sussulto però è proprio degli ospiti, con Ebui, autore di un tiro centrale ma potente che stava per ingannare Polverino nel tentativo di bloccare la palla. Guizzo improvviso dei cilentani, al 24esimo colpo di testa di Citro e grande intervento di Marone che compie un vero e proprio miracolo facendosi anche male alla spalla. Sul successivo corner ancora Citro con un colpo di testa, il pallone termina sul fondo. La gara resta equilibrata con entrambe le formazioni che provano a costruire occasioni da gol senza però centrare lo specchio della porta. Nella finale di partita il Messina ci prova con una conclusione dalla distanza senza però superare l'estremo difensore avversario. Poi proprio all'ultimissimo secondo grande polemica nel cuore dell'area del Messina per un tocco di mano in area di rigore di un difensore della compagine siciliana. Per l'arbitro è tutto regolare e dopo pochi istanti arriva il triplice fischio. Un punto a testa dunque, un pareggio importante per la Polisportiva Santa Maria che mette ulteriore fieno in cascina e si prepara alla sfida di mercoledì in trasferta a Castrovillari. Mister, un cambio già nel primo tempo con l'uscita di Gaspar e l'ingresso di Ebui. Che tipo di indicazione aveva colto in quel momento per far uscire, ricordiamo, il calciatore equadoregno che era la prima da titolare? Guarda, in settimana mi aveva fatto capire che cose completamente diverse. Poi secondo me è uno dei pochi che è stato fuori dalla partita perché tutte le consegne che gli erano state consegnate non riusciva, sicuramente non perché non voleva, perché magari non è riuscito a trovare la posizione giusta in campo, quindi ci sarà anche per lui tempo e modo per poter lavorare e migliorare sotto tutti gli aspetti. Una partita carica di agonismo sportivo, mister, duelli fisici importanti da una parte e dall'altra. Da questo punto di vista penso che mister Rigoli possa essere soddisfatto per l'esordio dei suoi. Dal punto di vista del gioco, l'ha detto anche lei, sicuramente bisognerà lavorare ancora tanto. Assolutamente sì, perché anche loro è una squadra che in avanti avevano gente importante, Ragosta, Maggio mi pare che si chiama l'attaccante della punta centrale, e Capozzoli che è un giocatore di livello superiore. Non era semplice giocare contro questi tre attaccanti, devo dire che abbiamo tenuto, c'è stata la compattezza di squadra e quindi ritengo che sotto questo aspetto possiamo, diciamo, è un aspetto molto importante che ci può fare stare sereni.
Con il recupero nei prossimi giorni di alcune partite probabilmente la classifica a questo punto prenderà una forma più chiara e più decisa e conosceremo soprattutto quelle che sono le squadre che ambiranno alla vittoria finale. Abbiamo dunque concluso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, voltiamo pagina e parliamo adesso dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Chiaramente iniziamo con il girone A. Quinta giornata del campionato, subito i risultati di questo girone A. Acragas San Cataldese 1-1, Canicattì batte Casteltermini 3-1, Marsala batte Dolce Onorio Folgore 2-0, pareggio tra Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca. Mazzara batte Profavara 2-0, Nissa batte Castellammare 1-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio Monreale 1-1, Parmonval Cus Palermo 1-1. Vittoria importante del Canicattì, vittoria che permette alla squadra di Romano di volare solitaria in vetta in questo girone A del campionato di eccellenza. Classifica che vede appunto la squadra agrigentina con 15 punti al primo posto, l'Acragas con 13, Mazzara 12, San Cataldese 11, Don Carlo Misilmeri, Parmonval 10, Profavara 9, Nissa e Marsala 5, Casteltermini e Monreale 4, Oratorio San Ciro e San Giorgio 3, Unitas Sciacca, Dolce Onorio Folgore 2, Cus Palermo e Castellammare 1 punto. Nissa e Cus Palermo debbono recuperare una partita. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 25 ottobre, questi gli incontri. Cus Palermo Acragas, Canicattì Mazzara, Castellammare Parmonval, Marsala Casteltermini, Monreale Dolce Onorio Folgore, Profavara Don Carlo Misilmeri, San Cataldese Oratorio San Ciro e San Giorgio, Unitas Sciacca, Nissa. Ed iniziamo con la partita più attesa di questo girone A del campionato di eccellenza in questa domenica passata. L'incontro tra Acragas e San Cataldese è finita 1-1. A fine partita abbiamo sentito le dichiarazioni dell'allenatore dell'Acragas e del suo presidente. Devo complimentarmi con loro perché comunque è una squadra di palleggiatori, una squadra che sta bene fisicamente e che ci ha messo in difficoltà perché comunque ci ha pressati alti e ci ha complicato la vita nelle uscite da dietro per come siamo abituati noi. Di solito adoriamo andare in ampiezza e loro sono stati bravi a togliercela e in mezzo al campo abbiamo sofferto perché ci siamo allungati troppo e quindi sulle seconde palle non c'eravamo mai. Soddisfattissima, molto, sono contenta che una parte dei tifosi hanno potuto vedere la loro squadra. È stata anche un'emozione per me che non avevo mai visto. Sono contenta veramente del fatto che c'è questa unione anche tra la squadra, tra i ragazzi, nella dirigenza e veramente si sta formando un gruppo dove posso dire di essere soddisfatta. Altro incontro di cartello, quello della Don Carlo Misilmeri, squadra in un certo senso un po' rivelazione in questa prima parte della stagione. Finisce 0-0 contro l'Unitas Sciacca. Pareggio reti bianche tra Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, un punto d'oro per i neroverdi che escono quindi imbattuti dallo splendido campo in erba sintetica del Misilmeri, il Giovanni Aloisio, partita valevole per la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Un incontro che ha vissuto di poche occasioni da rete, con le 2 formazioni brave soprattutto nel chiudere tutti i varchi agli attaccanti avversari. I padroni di casa hanno avuto la supremazia territoriale, ma la squadra di mister Giuseppe Geraldi non ha mai corso seri pericoli e ha controllato bene e con lucidità tutte le fasi del match. Neroverdi che si sono presentati a Misilmeri ancora privi del difensore Ciancimino e dei centrocampisti Abbene e Tummiolo. Nonostante i rientri degli attaccanti titolari Sant'Angelo e Galluzzo, i saccensi ancora una volta non sono riusciti ad andare in rete, denotando comunque una vistosa crescita dal punto di vista agonistico e fisico. Bene la difesa, dove i giovani Steffen e Maniscalco, sotto la guida di Lombardo, hanno chiuso tutti gli spazi ad un avversario che ha tentato spesso, ma senza riuscirvi, di trovare la via della rete.
La migliore occasione neroverde è arrivata soltanto al 30° del secondo tempo, con un diagonale di destro di Sant'Angelo, deviato da un avversario in angolo, mentre la palla si dirigeva verso l'angolino alla destra del portiere. Nel finale di partita sono entrati in campo Sanni per Bono e Labella per Galluzzo. Punto meritato contro un avversario che è comunque in zona playoff e che prima di questa partita aveva segnato 10 reti. Con un po' di fortuna le tante ripartenze avrebbero potuto fruttare qualche opportunità per i seccensi, ma era importante fermare la serie negativa di 3 sconfitte consecutive. Unitas con soli 2 punti in classifica, come la Folgore di Castelvetrano, è davanti soltanto al CUS Palermo e al Castellammare 94. La quinta giornata ha segnato anche la parziale riapertura degli stadi, con capienza consentita fino al 15% del totale. Negli altri risultati di giornata, da sottolineare il primo stop per l'Acragas fermato all'Esseneto sull'1-1 dalla San Cataldese, la vittoria per 2-0 del Mazzara sulla Profavara, il primo successo stagionale per la Nissa, prossimo avversario dello Sciacca, e il Canicattì che, espugnando Casteltermini per 3-1, resta l'unica squadra a punteggio pieno, con 5 vittorie su 5 partite disputate. Oltre all'incontro Acragas-San Cataldese si è giocata un'altra partita sicuramente interessante, quella tra Mazzara e Profavara. Ha vinto la squadra trapanese per 2-0. Di fronte Mazzara Profavara, Di Ruocco apre sulla destra dove c'è la corrente Sang che trova spazio, gli va su di lui Di Gregorio, Sang prova l'1 contro 1, si accentra, pallone sul sinistro, ancora Sang trova spazio in aria, prova il tiro a giro, si tuffa Chamé, si tuffa Sissé, l'apertura verso Di Ruocco, il controllo un po' difficoltoso di Gregorio, Di Ruocco, il pallone sul destro direttamente verso la porta, va Calafiore con il destro, punta alla porta, pallone che viene respinto di pugno da Pandolfo. L'appoggio per Cortese, la torre ancora per Calafiore che prova a calciare ancora una volta verso la porta. Caronia, pallone a giro, la respinta della difesa, ancora Calafiore con il destro. Caronia verso il centro, la respinta di Pandolfo ma non è finita. Attenzione a Mudu che prova a fare da sponda, poi Camilleri, Erbini, morbido al centro, Mudu sbaglia l'aggancio, Caronia si coordina, attenzione forse un braccio e calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Mazzara, bella la coordinazione da Caronia e Sang riceve secondo giallo al minuto numero 32, episodio chiave dell'incontro, Caronia contro Pandolfo. Fischia Marra, la rincorsa di Angelo Caronia, Mazzara 1, Profavara 0, minuto numero 33, quarto gol in campionato per Angelo Caronia, si sblocca il match. Occhi sul campo per il secondo tempo della sfida valida per la quinta giornata del campionato regionale d'eccellenza Girone A. Sono Francesco Di Venti di Enna e Vincenzo Settipani di Marsala, ma attenzione, contrasto di rigore, altro calcio di rigore per il Mazzara per il fallo su Cortese e altra espulsione. Altro calcio di rigore e altra espulsione. Va Cortese e c'è il raddoppio del Mazzara al minuto numero 4, ancora lui, Roberto Cortese. Cava, punta la porta, sulla sinistra per Di Ruocco, lo scambio ancora per Cava. L'arrivo dietro di lui di Calafiore, rallenta Cava, l'apertura dentro, attenzione, si sistema il pallone sul sinistro, entra in aria, la respinta da parte di Sissé. Cava sul pallone, 3 uomini in barriera, va Cava, palla che finisce sui piedi di Calafiore in barriera, ma attenzione ancora, insiste Cava per il Profavara, va con il destro, pallone che si spegne, scambio con Locascio, poi Boyang per Locascio che si invola verso l'area, Locascio, al pallone sul sinistro, Locascio, grande azione, grande intervento di Pandolfo, Mazzara vicinissimo al 3-0. Il pallone dentro verso Calafiore, punta l'area di rigore, Calafiore, la giocata ai danni di Costantino, morbido il servizio per Bartolomeo Caronia, tutto regolare, Caronia, Calafiore, dentro per Conè, la respinta di Pandolfo, Mazzara batte Profavara 2-0. Sono contento della prova, abbiamo fatto una bella gara sia nel primo tempo che nel secondo, abbiamo fatto il gol, poi c'è stata l'espulsione, giustamente avendo un uomo in meno ci è venuto molto più facile. Poi nel secondo tempo un altro rigore, quindi
quindi è ancora più facile ancora. Dico che devo solo fare complimenti a questi ragazzi, stanno dando l'animo, sono veramente contentissimi. Conferma la sua ascesa la Nissa, che vince 1-0 contro il Castellammare. A fine partita abbiamo sentito anche le dichiarazioni del mister Bognanni e anche del presidente della Nissa. Oggi era importante vincere perché venivamo da 2 settimane di lavoro molto intenso, perché sabato scorso non abbiamo potuto giocare col CUS, quindi abbiamo lavorato tanto, c'erano 7 nuovi acquisti, il gruppo si sta consolidando. Oggi era importante perché dà morale, vincere aiuterà a vincere, il gruppo sta crescendo sotto tutti i punti di vista, quindi anche oggi abbiamo creato tantissimo, abbiamo sprecato, abbiamo preso 2 traverse, un paio di gol sbagliati tu a tu per tu col portiere, però come dicevi pure tu oggi era fondamentale vincere, che questa vittoria io mi auguro che darà una spinta al morale di tutto il gruppo, di tutta la squadra e darà anche la spinta alla città e alla società. Alla fine abbiamo vinto questa partita che era importante, fondamentale per il nostro cammino, perché chiaramente rompe il ghiaccio, rompe quel momento negativo che abbiamo attraversato e quindi già ci proiettiamo verso quello che voglio, che è una Nissa che gioca con ottimismo e che è una Nissa vincente. Abbiamo altre 2 partite che possiamo affrontare con una buona possibilità di poter portare il bottino pieno e quindi è questo quello che voglio. I ragazzi sono motivati, in un primo tempo erano un pochettino nervosi perché sentivano la grande responsabilità che avevano addosso, però poi alla fine abbiamo giocato bene, abbiamo preso 2 traverse, un palo e poi finalizzato il gol che ci ha consentito la vittoria. Io sono molto contento anche del pubblico che è ritornato e di come si è comportato mantenendo il distanziamento, le mascherine, tutti i dispositivi che previsti dalla normativa anti-Covid. Dopo questa quinta giornata si stanno già incominciando a delineare quelle 4-5 compagini che potrebbero sulla carta a questo punto lottare per la vittoria finale. Su tutti chiaramente il Canicattì di Romano, ma da non sottovalutare l'ascesa anche dell'Acragas, la conferma del Mazzara e anche la San Cataldese di Settineri. Adesso voltiamo pagina, parliamo dell'altro girone del campionato di eccellenza, parliamo del girone B. In questa quinta giornata cade il giarre del presidente Nirelli, una quinta giornata che ha permesso a questo punto all'Aci Sant'Antonio di riagganciare la vetta. Guardiamo i risultati. Ionica batte Atletico Catania 1-0, Carlentini batte Palazzolo 2-0, Aci Sant'Antonio batte Santa Croce 2-0, Acquedolci batte Giarre 2-1, Ragusa batte Aci Catena 2-0, Real Siracusa Belvedere batte Catania San Pio X 1-0, Siracusa batte Virtus Ispica 1-0 ed infine Enna batte Igea 1946 1-0. In classifica, come vi ho anticipato, Aci Sant'Antonio che aggancia il Giarre in testa con 12 punti, a seguire Siracusa e Carlentini 10, Enna, Ionica, Santa Croce, Acquedolci e Igea 1946 9 punti, Virtus Ispica 7, Atletico Catania 6, Real Siracusa Belvedere, Palazzolo e Ragusa 4, Catania San Pio X 1, Aci Catena 0 punti. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 25 ottobre. Aci Catena Virtus Ispica, Catania San Pio X Aci Sant'Antonio, Enna Ragusa, Giarre Igea 1946, Ionica Real Siracusa Belvedere, Santa Croce Carlentini, Siracusa Atletico Catania ed infine Palazzolo Acquedolci. Ed iniziamo con la vittoria fuori casa della Ionica, 1-0 nei confronti dell'Atletico Catania. Ben trovati con la quinta giornata del campionato di eccellenza, si gioca al Montebo Atletico Catania contro Ionica, fischia il signor Gaetano Milone, assistenti Calanni e Reidano, tutto pronto per il fin del primo tempo che si apre con la Ionica subito grintosa in avanti. All'8° minuto c'è un calcio d'angolo di Gagliardo in area di rigore, forse un tocco con il braccio da parte di Di Maggio per Milone, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 18° si attiva ancora una volta l'asso argentino Max Gagliardo, periodo di forma strepitoso per lui, destro alla
distanza. Caruso in presa bassa non ha problemi al 32esimo, però questo tocco di De Glo un po' svirgolato e un assist per Esposito, lo stop, la conclusione sul palo più lontano, è 0-1 della Ionica. Che gol ancora una volta lui, il giovane Esposito, al secondo gol consecutivo con la maglia giallorossa, festeggia con questo balletto al Montebo, ma ciò che più conta è che ha sbloccato il risultato con il numero 9 al 35esimo, però attaccano anche i padroni di casa dell'Atletico Catania con il calcio di punizione affidato a Guglielmino. Vola Romano che con la manona riesce a sfiorare il tentativo deviandolo sulla traversa, salva il risultato il portiere argentino, poi il cross dalla destra, pallone sul secondo palo, colpo di testa di Di Bella che però mette sul fondo. Termina il primo tempo al Montebo. Ionica fino a questo momento arrembante sul campo dell'Atletico Catania, decide il gol realizzato al 32esimo dal giovane Esposito. Possiamo partire con il film della ripresa che si apre senza cambi tra le due formazioni e con la Ionica sempre alla ricerca del gol che potrebbe chiudere la partita. Al 48esimo è un altro giovane asso della formazione di mister Filoramo, De Glo, a cercare il tentativo personale con il mancino, presa centrale per Caruso che blocca. Al 50esimo Alessio Savoca si invola verso la porta, ancora Savoca 1 contro 1, prova il mancino, Savoca mira l'incrocio dei pali, non riesce a trovarlo per questione di metri. Al minuto 55 i locali si fanno vedere con Di Maggio, la conclusione dell'ex Pistunina però termina sul fondo. Al 58esimo lancio da parte di Max Erasimienko, si fa vedere ancora De Glo, attenzione a De Glo, la sua serpentina, De Glo si presenta al limite, prova la conclusione, schiaccia però troppo questo sinistro. Al 60esimo però cambia ancora la partita, rosso diretto per l'Atletico Catania per presunto intervento di Pavisic su Giuseppe Savoca. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il rosso e l'Atletico Catania che dunque chiude in 10 uomini. Al 67esimo però la formazione padrone di casa vuole in ogni caso cercare il gol del pareggio, pallone dentro, Romano ancora una volta blocca in due tempi il tentativo. Al 74esimo la Ionica recupera il pallone con Tabares, la sfera viene destinata al Smiroldo che può andare in profondità per Alessio Savoca, Savoca davanti al portiere, Savoca, il mancino di Savoca, gran parata in questo caso di Caruso. 75esimo esce Simone De Glo, al suo posto entra Pellizieri, questa è la prima scelta di mister Filoramo che dopo 5 minuti fa uscire anche Alessio Savoca. Il momento di Soué all'81esimo, si fa vedere subito l'ex Atletico Messina che viene lanciato a rete, la sua velocità può fare la differenza, qui viene braccato da un difensore, ingaggia all'1 contro 1 Ousmane Soué, lo salta in netto, ancora Soué si avvicina verso l'area di rigore, Soué cerca questo sinistro di controbalzo, il pallone però termina sul fondo. Al minuto 85 continua a dare fastidio alla difesa avversaria Soué che qui prova a entrare in area, scarta il difensore, sterza Soué, Soué ancora, incredibile la sua serpentina, forse un contatto da rigore in area, ma per Milone non ci sono gli estremi per assegnare la massima punizione. Rivediamo qui, ci poteva stare il rigore in questo caso. All'86esimo continua con i cambi la Ionica, esce Esposito, match winner dentro Branca. Minuto 88, ultimo assalto per i padroni di casa che vogliono a tutti i costi l'1-1, punizione, viene scodellata dentro, un prima deviazione, poi una conclusione che viene ribattuta alla difesa Santa Teresina, il pallone rimane incastrato praticamente a centro area, poi parte una conclusione, un'altra deviazione sul fondo, clamorosa la chance dell'Atletico Catania in 10 uomini per trovare il gol del pari, esce Max Gagliardo, dentro Saglimbeni e poi il triplice fischio al Montebo. La Ionica è corsara sul campo dell'Atletico Catania e vola 9 punti in classifica, a -3 dalla coppia di testa. Giarre Aci Sant'Antonio decide il gol di Esposito, un cordiale salute, alla prossima. Un secco e perentorio 2-0 permette alla squadra di Torrisi, l'Aci Sant'Antonio, di ritornare in vetta. Contro l'Acque Dolci la formazione di mister Torrisi ha la ghiotta occasione di raggiungere la prima piazza. Nell'ultimo turno è stata vittoria per 2-0 sul campo del Palazzolo, nemmeno a dirlo, doppietta di Giannaula. Dall'altra parte però l'ottimo Santa Croce, rivelazione di questa prima parte di campionato, ben 9 punti su 12 conquistati dagli ospiti che nell'ultima giornata hanno fatto bottino pieno per 3-2 contro il Real Siracusa Belvedere. Fischia Colelli di Ostia Lido. Possiamo partire col fin del primo tempo. Al secondo minuto subito un calcio di punizione per l'Aci Sant'Antonio, il tentativo dai 20 metri che supera la barriera ma trova le braccia sicure di Cavone. Al 10º grande occasione per l'Aci, qui riconquista infatti il pallone con Borzì, il lancio in avanti verso Giannaula, Giannaula sul più bello trova ancora Cavone che in qualche modo si ritrova il pallone sotto le braccia. Attenzione perché l'Aci Sant'Antonio continua a pungere sul calcio d'angolo, Sferrazza rimette in corner, dall'altra parte lo scambio tra Di Rosa e Floridia, Di Rosa ci prova, Cirnigliaro meraviglioso nell'intervento. Minuto 45 invece c'è un calcio d'angolo
d'angolo, pallone che rimane lì, batti ribatti Fofana, poi Gulisano e vantaggio Aci Sant'Antonio, si sblocca il risultato al comunale di via Don Luigi Sturzo con Danilo Gulisano che risolve una mischia da calcio d'angolo e proprio allo scadere del primo tempo fa 1-0 per l'Aci Sant'Antonio. Colelli fischia 2 volte e manda le 2 formazioni a riposo. In questo momento l'Aci Sant'Antonio sarebbe primo in classifica con il Giarre, tutto pronto per il film della seconda parte di gara che si aprirà al 53esimo con il Santa Croce voglioso di trovare il gol del pareggio. Imposta infatti l'azione con Escobar, il difensore esce, palla al piede, trova Mintela, appoggio per Floridia, Floridia carica il destro, Floridia trova ancora Cernigliaro che mette in calcio d'angolo. 57esimo, lo sesto Floridia prova la punizione, sfiora l'incrocio dei pali. 63esimo, attenzione alla ripartenza dell'Aci Sant'Antonio, qui Milizia stende l'avversario, c'è il vantaggio, riconquista il pallone Fofana di gran carriera, l'ex Città di Messina va a lanciare per Giannaula, il numero 9 entra in area di rigore, viene esteso così da Cavone, calcio di rigore. L'Aci Sant'Antonio può chiudere la partita al 65esimo con la massima punizione accordata da Colelli di Ostia Mare sul punto di battuta, il capocannoniere del campionato Giuseppe Giannaula parte la sua rincorsa, il destro è potente, piega le mani di Cavone, adesso è 2-0 al comunale di via Don Luigi Sturzo, l'aggancio alla vetta occupata dal Giarre è realtà per l'Aci Sant'Antonio in questa quinta giornata. Ancora in avanti Fofana per Giannaula, lavora bene il pallone in mezzo a 3 avversari, incredibile Giannaula, poi la rabona per Strano, Strano può cercare il destro a giro, trova Cavone in presa centrale, continua ad attaccare l'Aci Sant'Antonio con Fofana che recupera il pallone, va a lanciare per Giannaula, Giannaula decide di concludere, finisce fuori il suo tentativo, minuto 82, entra Porto per Borzì, 88 entra Giuffrida per Gulisano, all'89esimo esce Milizia, dentro Sipala e poi il triplice fischio, l'Aci Sant'Antonio è primo in classifica nel campionato di eccellenza dopo 5 giornate con 12 punti sui 15 disponibili. Continua la favola della formazione etnea allenata da mister Torrisi. Prima vittoria stagionale per il Real Siracusa Belvedere, 1-0 nei confronti del Catania San Pio X. Grazie alle immagini di Alessandro Bellanic ed il commento di Maurilio Abela, guardiamo questa vittoria importantissima della squadra siracusana. Potrebbe essere la gara della svolta, almeno così si spera in casa Real Siracusa Belvedere. Oggi contro il Mascalucia San Pio X servono i 3 punti. Buon pomeriggio dal Giorgio di Bari, quinta giornata di andata del girone B di eccellenza, squadra in campo agli ordini della terna arbitrale formata dal direttore di gara Naselli di Catania e dagli assistenti Fiore e Chillè. Partita iniziata in questo istante con Martinez in possesso di palla. Palla pericolosamente in aria e poi Newman, distinto, riesce ad evitare il peggio sul colpo di testa ravvicinato di Petrullo. Mascalucia vicinissimo al gol del vantaggio. Barriera 2 per il Mascalucia, gioco delle coppie in area di rigore. Va Ruiz col sinistro, palla in mezzo a cercare Martinez. Ma vediamo questa sgroppata di Miraglia sulla sinistra, avanza Miraglia in aria, Miraglia potrebbe tirare, palla in mezzo. Attenzione alla ripartenza del Mascalucia con Lopresti in aria, Lopresti si allunga il pallone che poi termina in out e c'è la rimessa dal fondo. Ruiz cerca Miraglia, Spinelli, poi il destro di Quarto, palla alta. Provano a mettere in fuorigioco gli avversari, quelli del Real, ranno per Petrullo. Area di rigore, poi il destro provato da Furnò, para senza problemi Newman. Quarto, limite dell'area, Quarto se la aggiusta sul destro, alza la testa Spinelli, serve nello spazio, Quarto potrebbe servire sulla sinistra, il numero 14 Neo è entrato, il gol, la rete di Marco Di Domenico, si sblocca il punteggio e finisce qui dopo 5 minuti di recupero. Rotto l'incantesimo, arrivano i primi 3 punti per il Real Siracusa Belvedere alla quinta giornata contro il Mascalucia. Ed infine parliamo dell'Enna che sbanca a Barcellona Pozzo di Gotto, vince fuori casa contro l'Igea 1946, 1-0.
Dal Contres Barone Igea ed Enna si affrontano nel match valevole per la quinta giornata del girone B di eccellenza. Lo stadio barcellonese 231 giorni dopo accoglie nuovamente i tifosi grazie al DPCM del 13 ottobre scorso che consente la presenza del pubblico, non oltre comunque il numero massimo di 1000 spettatori negli eventi e nelle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra. Così sugli spalti dell'impianto di via dello stadio gli ultra di Igea e Enna non si sono risparmiati, facendo comunque sentire la loro presenza ai propri beniamini. Prima del fischio d'inizio l'abbraccio tra i due allenatori Peppe Furnari e Sebbi Catania salutato dai tifosi giallorossi. Un match che si apre subito con l'Enna pericolosa dopo 5 minuti quando Russo sfugge via al controllo di Cassaro e serve in aria Cabangu, che però viene anticipato al momento di concludere dall'intervento di Sciotto. Insiste ancora la formazione gialloverde che all'11° ci prova direttamente sul calcio di punizione affidato a Piuca, il destro del numero 8 trova però un superlativo Lo Monaco che in tuffo riesce a mettere in angolo la conclusione del centrocampista ennese. La risposta dell'Igea al 16° con la botta di Biondo da fuori area che esce larga non di molto. Ancora la formazione giallorossa pericolosa al 24° quando Genovese apre il gioco per Assenzio che rientra sul destro e prova la conclusione a giro, trovando però la super parata di Mangione che con un volo plastico manda il pallone in angolo. Dal successivo corner di Ferraù l'estremo ennese è nuovamente bravo a mettere il cuoio sopra la traversa. Poi al 32° è l'Enna a rendersi minacciosa rischiando di passare in vantaggio con Amaya che colpisce male il cross di Navarrete sulla linea, salva tutto Cassaro. L'Igea non ci sta e al 35° Genovese dal fondo per Biondo che alza però troppo la mira. Prima dell'intervallo c'è un'ultima occasione ancora per l'Enna con Amaya che colpisce di testa il cross del solito Navarrete, ma Lo Monaco blocca. La ripresa si apre subito con l'Igea che reclama un tocco di mani da parte di un giocatore ennese, il direttore di gara lascia giocare, in ogni caso sarebbe stato fuori aria. Poi al 60° Cassaro già ammonito commette fallo su Cabangu beccandosi il secondo cartellino giallo della sua partita e quindi la via anticipata degli spogliatoi. Dalla successiva punizione arriva l'episodio che decide il match quando il direttore di gara concede il calcio di rigore all'Enna per un presunto tocco di mano in aria da parte di un giocatore giallorosso, rigore dubbio concesso dal fischietto ennese. Le immagini non chiariscono del tutto. Dagli 11 metri Navarrete spiazza Lo Monaco facendo così Igea 0, Enna 1 e gol numero 2 in campionato per il numero 10 giallo-verde. Nonostante sotto di un uomo e sotto di un gol l'Igea non ci sta e al 65° reclama un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in aria di Spampinato. Il direttore di gara lascia giocare, insiste ancora la formazione giallorossa. Al 74° Genovese lavora un buon pallone sulla sinistra e serve in aria Multanen che di testa però sciupa incredibilmente mandando alto sulla traversa. Un minuto più tardi episodio ancora in area di rigore dell'Enna con Assenzio che finisce giù dopo un contatto con Lucero. Il direttore di gara giudica tutto regolare, il centrocampista giallorosso rimane a terra ed è costretto poi a lasciare il campo in ambulanza tra gli applausi dei tifosi del Dalcontres. Poi l'Enna prova a chiudere i conti, ci prova Amaya all'85° il suo destro però finisce di poco largo alla sinistra di Lo Monaco. 60 secondi più tardi anche l'Enna rimane in 10 uomini quando Spampinato già ammonito commette fallo su Genovese beccandosi il secondo cartellino giallo della sua partita da Vazzano e quindi la via anticipata degli spogliatoi. L'ultima occasione del match al 93° ancora con l'Enna pericolosa, il sinistro di Mannino che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Lo Monaco. Non succede più nulla, fa festa quindi l'Enna che sbanca il Dalcontres Barone, centra la sua seconda vittoria di fila e aggancia in classifica a quota 9 punti proprio l'Igea che invece conosce la sua seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. E adesso parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione, subito il girone A. Questi i risultati della quinta giornata. Città di Carini batte Città di Caltanissetta 3-0. L'incontro tra Città di San Vito Lo Capo e Partinica Audace sarà recuperato giorno 28. Master Pro Camarat 1-1. Rinviata pure Raffadali Villabate, anche questa si giocherà giorno 28. Resultana San Lorenzo Fulgatore 1-1.
Sporting Termini, Mazzarese.2, 2-2. Anche l'incontro tra Super Giovane Castelbuono e Lascari è stato rinviato al 28 di ottobre. Ha riposato il Casteldaccia. Abbiamo una classifica abbastanza incerta perché ci sono da recuperare moltissime partite, la guardiamo lo stesso. Abbiamo in testa la Mazzarese.2 del Camarat con 11 punti, Città di Caltanissetta 10, Casteldaccia 9, Resuttana San Lorenzo 8, Città di San Vito Lo Capo, Città di Carini 7, Fulgatore 5, Lascari e Partini Caudace 4, Villa Abate, Sporting Termine e Master Pro 2 punti, Super Giovane Castelbuono 1, Raffadali 0. Finisce 1-1 tra Resuttana San Lorenzo e Fulgatore, ennesima battuta di arresto per la squadra del presidente Conte. Amici del campionato di promozione, appassionati del Resuttana San Lorenzo, un caloroso benvenuto a tutti qui dallo Sport Village di Tommaso Natale, dal Santo Canale. Eccoci pronti per la quinta giornata di campionato, la quarta sfida per gli uomini di mister Filippo Chinnici nel campionato di promozione. Supera un avversario, Gianmarco Corsino, poi la palla avanti dove c'è Costa, tocco di ritorno, triangolo perfetto del Resuttana Clemente, cerca in mezzo Parisi, c'è la chiusura, gioco di gambe, zona tiro, da lì Tinnirello Di Franco apre il gioco a sinistra dove c'è Clemente, traversone in mezzo Parisi, Giovenco prova a lanciare Corsino, tocco con la mano e calcio di rigore per il Resuttana San Lorenzo. Le distanze che devono essere rispettate. Parte Clemente, Giampiero Clemente, è 1-0 per il Resuttana San Lorenzo, la sblocca il capitano. Il lancio del capitano della formazione ospite, la spizzata, occhio qui al Fulgatore all'interno dell'area, Tinnirello superato, occasione da gol, Tinnirello ancora una volta e poi Schiavo non riesce a salvarla, è l'1-1 del Fulgatore. Pallone messo in mezzo, Clemente con la testa. Palla fuori, calcio d'angolo, battuto col pallone verso la porta, Tinnirello lo smanaccia, poi ci prova in rovesciata e da 2 passi in fuorigioco il gol del Fulgatore, ma può bastare così, è triplice fischio, 1-1, finisce con un altro pareggio questa partita del Resuttana San Lorenzo, secondo pareggio di fila per un Resuttana che va a quota 8 punti in classifica. È una classifica sicuramente molto incerta, anche questa del girone A del campionato di promozione. Come ho detto poc'anzi, ci sono da recuperare tantissimi incontri, quindi bisogna aspettare ancora un po' per capire quali sono le squadre che sicuramente ambiranno alla vittoria finale. Attualmente sicuramente Camarat e Mazzarese.2 sembrerebbero le più avvantaggiate. E adesso parliamo del girone B. Questi i risultati della quinta giornata. Castelluccese batte Gescal 2-0, Rocca Acquedolcese batte Messana 2-1, Nuova Azzurra batte Sinatra 1-0, Gangi batte Nuova Rinascita 1-0, vittoria del Gioiosa 1-0 con il Due Torri, Profalcone batte Torrenovese 4-0, rinviata al 28 di ottobre la partita tra Sant'Angiolese e Milazzo, ha riposato la Stefanese. Rocca Acquedolcese che vince 2-1 nei confronti del Messana, sono già partite le immagini di questa bella vittoria della squadra messinese del Rocca che porta la squadra a questo punto a soli 2 punti dalla vetta guidata dal Gangi. Un Gangi che vince 1-0 invece contro la Nuova Rinascita. Anche per il Gioiosa 3 punti pesantissimi per la sua classifica, vince 1-0 in casa contro il Due Torri. Al Comunale di Gioiosa Marea va in scena per la quinta giornata del girone B di promozione il derbissimo tra i padroni di casa della Polisportiva Gioiosa in maglia granata e la formazione pirainese del Due Torri. Un derby che non ha deluso le attese della vigilia e che si infiamma dopo 120 secondi con gli ospiti pericolosi, con il tentativo di testa di Torres che manda al lato la punizione di Cresci Bene. La risposta dei locali al 10° quando sugli sviluppi dell'angolo di Cipriano si doti di testa calciare
rete sulla linea, salva tutto il difensore Lisciandro. Poi però il Due Torri prende campo e al 22esimo Lenzo lancia a rete Zurka che scavalca con un pallonetto Caserta, ma il palo gli nega la gioia del gol. Insiste ancora la formazione pirainese al 26esimo, Torres da fuori area costringe il numero 1 Granata a rifugiarsi in angolo ed è sempre l'attaccante delle Due Torri minaccioso al 32esimo con il destro dalla lunga distanza che si perde alto sulla traversa. Con le nostre immagini siamo nel secondo tempo ed è ancora la compagine del Due Torri a rendersi minacciosa con Torres che lancia a rete Zurka, il numero 7 entra in area e carica il sinistro che si perde di poco sul fondo. Al 53esimo invece è Lenzo a cercare fortuna con un destro dal limite dell'area che prende una traiettoria beffarda e scheggia il palo alla destra del portiere Caserta. 3 minuti più tardi proteste del Due Torri con Saggio che lancia a rete Torres, quest'ultimo parte però leggermente in posizione di fuorigioco, ma al 70esimo arriva il gol del Gioiosa, praticamente al primo vero affondo la formazione Granata passa in vantaggio con una bella giocata di Cipriano che carica il destro e trova l'angolo più lontano dove il portiere Mortillaro non può arrivare, facendo così Polisportiva Gioiosa 1, Due Torri 0, prima rete in campionato per il centrocampista in maglia numero 8, la seconda stagionale. Al 90esimo il Gioiosa potrebbe anche andare sul 2-0, ma la punizione di Weinstein colpisce l'incrocio dei pali, immagini purtroppo che non abbiamo a causa di un problema tecnico. Poi nel finale il Due Torri tenta il forcing disperato per acciuffare il pareggio, ma al 93esimo anche la conclusione da parte di Michalizzi viene respinta dalla difesa Granata. Non succede praticamente più nulla, finisce dunque 1-0 per la Polisportiva Gioiosa che di fatto riscatta le 2 sconfitte consecutive, si porta in classifica a quota 7 punti, mentre il Due Torri rimane fermo ad un solo punto e conosce di fatto la 4ª sconfitta in campionato, 3ª consecutiva fuori casa. Gangi, Rocca Acquedolcese e Pro Falcone racchiuse in 2 punti. Potrebbero essere queste forse le 3 squadre che ambiranno alla vittoria finale. Dopo questo girone B del campionato di promozione parliamo adesso del girone C. L'Atletico 1994 ha approfittato del turno di riposo della città di Taormina per balzare in testa solitario nel campionato di promozione in questo girone C. Guardiamo i risultati. Ciclope Bronte Mister Bianco Calcio 1-1. Sarà recuperata giorno 11 novembre la partita tra città di Mister Bianco e città di Calatabiano. FC Motta batte Belpasso 3-2. Leonfortese batte San Gregorio 2-1. Scordia Sporting Via Grande 1-1. Atletico Messina batte Catania Soccer 1-0, Atletico 1994 batte Valdinisi 4-2, ha riposato il città di Taormina. E come ho anticipato, in testa troviamo l'Atletico 1994 con 13 punti, città di Taormina 12, FC Motta Leonfortese 9, Mister Bianco 7, Belpasso FC, Atletico Messina, San Gregorio 6 punti, Sporting Via Grande, Scordia 5, Ciclope Bronte 4, Città di Calatabiano, Città di Mister Bianco e Valdinisi 3. Chiude la Catane Soccer con 1 punto. Ed iniziamo proprio con l'Atletico 1994, vittoria fuori casa sonante nei confronti di un Valdinisi mai domo. 4-2 il risultato finale.
Ritorna alla vittoria l'Atletico Messina 1-0 fuori casa contro la Catane Soccer di Sirio Silvestri. Buon aiuto somma di Mascalucia, quinta giornata del campionato di promozione siciliana per il girone C. La Catane Soccer di mister Sirio Silvestri, reduce dal primo punto raccolto per 0-0 sul campo dello Sport in Via Grande, ospitava l'Atletico Messina che ha osservato un turno di riposo per gara rinviata nell'ultima uscita contro il Belpasso, da recuperarsi mercoledì 21 ottobre. Prima occasione di marca Atletico con la touch di Calapai, la palla termina al limite, prova Libro, allora stoppato il suo tentativo al decimo, ancora una rimessa lunga di Calapai, si avventa campo. Il primo tentativo è preda di Dabascio, ma sul tapin ancora il numero 4 atletista gonfia la rete per il vantaggio dell'Atletico Messina. Al decimo di gioco cambia il parziale al buon aiuto somma di Mascalucia. La reazione dei ragazzi mister Sirio Silvestri è tutta in questo tentativo piuttosto pretenzioso di Longo. Ciraulo controlla il pallone che sorvola la trasversale al 20esimo, ancora Catane Soccer in zona offensiva, ci prova Catania dal limite. Ciraulo però riesce a mettere in corner un minuto più tardi dagli sviluppi dello stesso e Mario Riolo a provarci addirittura in semisforbiciata. Ciraulo con un balzo felino però alza in corner, negando e strozzando l'urlo di gioia in gola al giovane giocatore di mister Sirio Silvestri. Ancora Catane però pericolosa un minuto più tardi con Geremia che ci prova in drop, lambisce il palo alla destra di Ciraulo. Al 26esimo mette il naso fuori Atletico Messina. Calcio di punizione da distanza proibitiva di Riccardo Libro. Tabascio è lì ad attenderlo alla mezz'ora. La Catane Soccer reclama un calcio di rigore per un fallo di De Natale, ma per il direttore di gara è tutto regolare e lascia proseguire. Ci ha messo anche l'astuzia il numero 3 del duo tecnico Naccari Broccio. Minuto 35, ospiti che con una manovra avvolgente insidiano l'area avversaria, prova a chiudere col mancino la corte, è deviato il suo tentativo e l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0 decide sin qui la marcatura dopo 10 di gioco di Fabio Campo. Inizia subito con una serie di cambi la ripresa con Siracusa e prende il posto di Geremia. 5 minuti più tardi spazio anche a Nicolò Capilli che rileva Franco Lacorte, entrano Pulvirenti e Domenico Di Stefano. Escono Federico Pulvirenti e Maccarrone invece per la Catane Soccer. Al minuto 65 Calapai allarga per Libro che prova a calciare col mancino. Tabascio però para e sventa la minaccia per i suoi. Sulla ribattuta poi Rando spara alto. Al minuto 68 ci prova Tiziano Bonanno a scuotere i suoi direttamente da calcio piazzato, sorvola la trasversale e la porta di Tabascio il suo destro. Minuto 70 dentro Maccarrone esce Prati. 3 minuti più tardi entra Carmelo Roberti in luogo di Manuel Rando. Al minuto 75 c'è spazio anche per Colle Osil al posto di Giuliano Calapai. Scampo di gara anche per Dre Francesco e Affè al posto di Riccardo Libro e De Natale. All'80esimo Bonanno prova a innescare Capilli che dalla distanza ci prova, sporca i guantoni a Tabascio. All'84esimo ancora un cambio con Acanfora che rileva Catania. L'ultima occasione però per la Catane col tentativo di Castorina, trova il braccio largo di Bonanno, lascia proseguire il fischietto agrigentino, non accade più nulla. Triplice fischio, l'Atletico Messina espugna il buon aiuto somma di Mascalucia grazie alla marcatura al 10° minuto di Fabio Campo e sale a quota 6 punti in classifica in attesa del recupero della sfida con il Belpasso. Nella prossima uscita invece ospiterà il Gimnica Scordia. Ragazzi di mister Sirio Silvestri invece fermi a quota 1 punto e nella prossima uscita renderanno visita al Motta. Anche per quest'oggi dunque amici appassionati è tutto, appuntamento come al solito alla prossima. L'incontro clou di questo girone C del campionato di promozione si giocava a Belpasso, di scena l'FC Motta. Vittoria per quest'ultima 3-2 nei confronti della squadra di D'Antone. Arriva la quinta giornata, la prima sconfitta casalinga del Belpasso FC, che contro il Motta perde con il risultato di 3-2 al termine di una partita molto combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Primo tempo ottimamente giocato da un Motta ben messo in campo da mister Di Maria, che domina il match a centrocampo e si dimostra efficace in attacco. La sblocca al 16° Giacone, che su angolo di Sinatra realizza il momentaneo 1-0 con un preciso colpo di testa. Al 25° Sinatra supera Racca in area, prova a servire Ferlito che manca di un soffio l'appuntamento col gol. Ancora Motta protagonista, stavolta con Inserra, che con un bel tiro al volo coglie in pieno il palo. Gli ospiti cercano con insistenza la rete del raddoppio, ma Luca trova di fronte a sé Porto, che respinge con i piedi. Si vede il Belpasso al 44° con Cenzabella, ma Gulisano sfiora quanto basta per salvare il risultato.
Nel recupero del primo tempo, ancora Sinatra si destreggia in aria, serve con un filtrante Maesano, bravo a inserirsi e a realizzare la rete del raddoppio. Nella ripresa, ancora Motta in avvio con Sinatra che manca allo specchio della porta, poco dopo, ancora con Luca che di testa coglie la parte alta della traversa. Al 63esimo troppo lezioso il Motta che si fa respingere un tiro sulla linea da un provvidenziale intervento di Sferrazzo quasi a porta vuota. E ancora sul calcio d'angolo che i biancorossi colpiscono. Al 66esimo angolo di Sinatra, al volo Luca indisturbato sigla il tris. Quando tutto sembrava già scritto, ecco che arriva la reazione dei ragazzi di D'Antone. Prima Palazzolo riapre con un preciso diagonale che si insacca sul secondo palo. In pieno recupero, Caruso viene atterrato in aria e per l'arbitro è calcio di rigore. Lupo realizza, ma ormai è troppo tardi per il Belpasso FC per terminare la rimonta. Finisce con un nulla di fatto per il Belpasso FC, che torna con 0 punti in tasca, ma consapevole di aver giocato un tempo alla pari contro una delle big del campionato. A fine partita, grazie alle interviste di Davide Caltabiano, abbiamo sentito i due allenatori. Mister, prima sconfitta casalinga contro una squadra sicuramente ben attrezzata, c'è tanto rammarico perché la reazione forse è arrivata troppo tardi. Sì, sicuramente abbiamo regalato almeno 50 minuti a una squadra di questo calibro come il Motta, che chiaramente ha vinto meritatamente senza rubare nulla, però alla fine sono rimasto contento della reazione della mia squadra che ha messo in serie difficoltà il Motta e per poco non la stavamo pareggiando, perciò è sintomo che quello che abbiamo fatto in precedenza e quello che faremo sicuramente in futuro si vedrà. I ragazzi hanno risposto. Cosa non ha funzionato tatticamente nel primo tempo? Forse troppa distanza tra i reparti? No, diciamo che nelle scalate difensive, nei raddoppi di marcatura siamo stati poco efficienti. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto qualche cambio, ci ha dato un po' di più equilibrio. L'unico rammarico è aver preso il gol alla fine del primo tempo, il secondo e il terzo all'inizio della ripresa, che ad altre squadre tagliava le gambe e sicuramente si poteva presagire un'imbarcata. Invece i ragazzi hanno alzato la testa e hanno continuato a macinare. Ripeto, se l'ultimo tiro di Palazzolo non veniva respinto da un difensore all'ultimo istante, possibilmente stiamo parlando di un pareggio meritato perché ci abbiamo creduto, però ripeto, il Motta è una squadra di un calibro sicuramente superiore al nostro, però dico, già dare testa, dare fastidio a queste squadre, per noi il nostro obiettivo è la permanenza in questa categoria. Abbiamo dato battaglie e questo già è importante. Belpasso FC che deve ancora recuperare una partita con l'Atletico Messina, ma già siete con la testa alla prossima gara? Sì, archiviamo questa, martedì analizzeremo le cose negative. Ce ne sono state parecchie, abbiamo preso 2 gol su calci piazzati, ci lavoriamo in settimana, però vuol dire che ancora dobbiamo approfondire di più. Mister, una vittoria importante in un campo difficile, avete impresso il vostro ritmo nel primo tempo, poi il rientro del Belpasso nella ripresa, ma l'avete portato a casa. Sì, un campo difficile per me, diciamo, su cui ho tanti ricordi. Il Belpasso qui si conquistò l'eccellenza vincendo la Coppa Italia, quindi avevo voglia di ritornare, non ci tornavo da tempo, contro una squadra che chiaramente aveva tanta voglia di dimostrare durante questa partita, ma noi, come ho detto bene, nel primo tempo siamo stati molto bravi. Nel secondo, forse complice un pochettino di nervosismo, probabilmente potevamo chiuderla prima, alla fine un po' si è rischiato, ma penso che abbiamo vinto meritatamente. Avete avuto infatti anche altre occasioni, due legni colpiti, potevate chiuderla prima e non fare rientrare il Belpasso? Sì, la potevamo chiudere prima, magari ci servirà da lezione per le prossime volte. Il capitano a fine gara ha riunito la squadra proprio, ha ribadito questo, Cosimo è una persona abbastanza saggia, però penso che c'è poco da recriminare da parte del Belpasso. Loro sono una buona squadra, magari la vigilia oggi, da quello che dicevano, poteva essere un'occasione per provare qualcosa in più, si è visto nel campo, ci hanno messo tanta voglia, noi proseguiamo col nostro cammino in maniera tranquilla. Per la prossima partita cosa vi aspettate? La prossima partita incontriamo una squadra che è un po' un'incognita, allenata da un bravissimo allenatore, che è Catane Soccer. Io l'ho vista un paio di volte, abbiamo incontrato anche in amichevole, ha grandissime individualità. Noi una tappa, sono 3 punti uguali, o Belpasso Catane, per cui dobbiamo giocare, lottare, sempre per ottenere il massimo, poi il campo dirà se siamo stati bravi sì o no. Atletico 1994, Città di Taormina,
e soprattutto FC Motta sono queste le 3 squadre che potrebbero ambire alla vittoria finale, da non sottovalutare comunque l'ascesa anche della Leonfortese. E adesso chiudiamo il campionato di promozione presentando il girone D. Due squadre su tutte in questo momento nel girone D, parliamo del Megara e del Priolo Gargallo. Guardiamo i risultati. Megara batte Armerina 1-0, Gela FC batte RG 2-1, Avola batte Città di Canicattini 2-0, rinviata al 21 ottobre Città di Comiso, vittoria 2020. Don Bosco 2000 batte Modica 3-2, Priolo Gargallo batte Scicli 2-1, Mazzarone Frigintini 2-2. Ha riposato lo Sporting Eubea. Megara, Priolo Gargallo, Mazzarone ed inserirei anche l'Avola. Queste sono le 4 squadre che probabilmente lotteranno sino alla fine per vincere questo girone D del campionato di promozione. Abbiamo chiuso dunque con il tabellino, adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche del campionato di prima categoria. Pasticcerie Nisi, fa l'arancino dove rocata Nisi, la 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 la. Comandano la devi e l'anziani, pistacchio coragù e muligiani, cannoli carico, tanzighi danza. Vanno a rigare la dovanza, Nisi, Nisi, pasticcerie Nisi, convince a tutti, magari all'indecisi, la 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 la. Tavola calda e pasticceria, ti fanno stare sempre in allegria. Colazione fai ogni mattina, un bello panzerotto e una treccina, Nisi, Nisi, pasticceria Nisi, che sono prodotti ti fa passare la crisi, la 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 la. Rieccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, ben trovati su Gold 78, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, subito i tabellini dei risultati del campionato di prima categoria. Iniziamo subito con il girone A. Balestrate batte Città di Cinisi 4-1, Giardinellese batte Castellammare 2-1, Erice Borgocià batte Custonaci 2-1, Palermo Calcio Popolare batte Petrosino 2-1, San Giorgio Piana batte Alba Alcamo 2-1, pareggio tra Valderice e Di Carenze 2-2, ha riposato l'Altofonte. In classifica al primo posto troviamo Palermo Calcio Popolare, Erice Borgocià, Altofonte, San Giorgio Piana con 6 punti, a seguire Balestrate e Di Carenze con 5. Vittoria fuori casa per quella che può essere denominata come la squadra rivelazione in questo girone A del campionato di prima categoria, parliamo dell'Erice Borgocià.
Amici sportivi, benvenuti allo stadio comunale di Cornino per questa gara della terza giornata del campionato di prima categoria Girone A 2020-2021. Oggi in campo vanno Custonaci, Erice e Borgoscia. Tutto pronto con l'arbitro che dà uno sguardo al cronometro e finalmente si può iniziare questa sfida tra Custonaci ed Erice Borgoscia. Parte la Francesca, il colpo di testa di Capraio, la palla che viene recuperata dal numero 5 e poi c'è il tiro alla rete. Il Borgoscia passa in vantaggio con Capraio. Il colpo di testa di Guastella, poi recupera Messina, c'è un calcio di punizione, già battuto il calcio di punizione sul lato di sinistra per Guastella che prova a cercare Oddo potrebbe mettere il cross in mezzo, 1 contro 1 Parinello, Oddo viene messo giù, calcio di rigore per fallo nei confronti del numero 8 Castiglione e quindi c'è il calcio di rigore in favore del Custonaci. L'arbitro controlla che Alogna ha i guanti, fischia l'arbitro, Messina! Il pareggio del Custonaci 1, Borgoscia 1, un tiro abbastanza bello di Messina che ha battuto Alogna e quindi c'è il pareggio del Custonaci. Il colpo di testa mancato di Cosenza con Trapani che però recupera il pallone, lo scambio con Poma, poi Guastella non riesce ad andare, Parisi riesce a scambiare con la Francesca, il pallone che arriva dalle parti di Floreno, con la Francesca prova ad andare contropiede del Borgoscia, con la Francesca riesce a scappare con Floreno sul lato di sinistra, Floreno in area di rigore, Floreno prova a mettere le cross e nel mezzo c'è l'autogol col Borgoscia che si riporta di nuovo in vantaggio con l'autogol del numero 6 Giuseppe Vultaggio e quindi Borgoscia si riporta di nuovo in avanti, Custonaci 1, Erice Borgoscia 2 con l'autorete di Giuseppe Vultaggio sulle cross di Angelo Floreno e finisce qui e il Borgoscia espugna il campo di Cornino vincendo per 2-1 sul Custonaci con il gol di Capraio all'11esimo, con il pareggio momentaneo di Messina al 24esimo e l'autogol di Vultaggio che ha deciso l'incontro al 50esimo. Risultati adesso del girone B, terza giornata di andata, Aspra batte Bagheria 3-1, rinviata al 21 ottobre Città di Casteldaccia Real Suttano, Città di Castellana batte Valle d'Olmo 2-1, Città di Petralia Sottana batte Città di Petralia Soprana 1-0, vittoria 3-0 a tavolino del Geraci contro il San Mauro Castelverde, rinviata invece al 28 ottobre Real Casale Calcarelli, ha riposato il Real Trabia. In testa abbiamo l'Aspra con 9 punti, a seguire Real Suttano, Città di Castellana, Bagheria e Geraci con 6 punti. Questi invece i risultati del girone C. Aluntina Nasitana 1-1, Furnari Portorosa batte Umbertina 3-1, rinviata al 7 novembre Futura Città di Galati, rinviata invece al 28 ottobre Longi Tortorici, San Fratello batte Pro Orlandina 4-1, Sfarandina Rosmarino 0-0 ed infine Città di Mistretta batte Stefano Catania 4-2. In testa l'accoppiata San Fratello Furnari Portorosa, in testa con 7 punti, a seguire il Città di Mistretta con 6. Adesso il tabellino invece del girone D, Saponarese batte Aquila 2-1, PGS Luce batte Folgore Milazzo 3-0. Rinviate all'8 novembre Juvelinia 1958 Valle del Mela e Lipari Riviera Nord. Vittoria fuori casa del Rodi Milici 5-3 contro il Melas ed infine Orsa batte Promende 1-0, ha riposato il Monforte San Giorgio. In testa abbiamo il trittico Rodi Milici, PGS Luce e Saponarese con 6 punti, a seguire Melas, Orsa e Promosport con 4. Saponarese che vince in casa 2-1 contro l'Aquila, abbiamo il servizio di Paolo Munafò.
Nella terza giornata del girone D di prima categoria e big match al comunale di Saponara, dove i padroni di casa del calcio saponarese, 3 i punti in classifica per i biancoazzurri del presidente Nicoluccio Gugliotta, affrontano l'Aquila Bafia del tecnico Giuseppe La Rocca, che di punti invece ne ha 1 ma ha già osservato il turno di riposo. Prima del fischio d'inizio l'abbraccio tra due grandi del calcio messinese, Felice Misceli, allenatore di casa, e l'intramontabile bomber biancorosso Paolino Cannuni. Una gara che non ha deluso le attese della vigilia, con la formazione ospite subito pericolosa dopo 6 minuti, quando Pugliafito mette giù il pallone al limite dell'area e sgancia il destro. Giunta respinge sulla ribattuta, Rotella poi mette in rete ma si trova in posizione di fuorigioco. Al secondo tentativo però la formazione biancorossa passa in vantaggio proprio con Leo Rotella, che raccoglie la rimessa laterale del capitano Rao e con un perfetto colpo di testa anticipa tutti, mettendo in fondo al sacco il pallone che porta di fatto in vantaggio l'Aquila Bafia. Per Leo Rotella è la prima rete in campionato. La risposta del calcio saponarese non si lascia attendere. Al 10° Milici conclude, ma Paratore è bravo a non farsi sorprendere. Insiste ancora la formazione allenata da Felice Misceli, con Serraino che libera il sinistro, il suo tiro viene deviato e poi la super parata di Paratore che mette in corner. Al terzo tentativo però la saponarese perviene al pareggio con una super giocata di Bertino, che da fuori area toglie la sicura al sinistro e con una perfetta traiettoria insacca il pallone sotto la traversa, dove il portiere Paratore non può arrivare. È 1-1 tra calcio saponarese e Aquila Bafia, primo gol in campionato per il centrocampista in maglia numero 8. La rete dell'1-1 galvanizza la formazione di casa, che potrebbe passare in vantaggio al 38°, ma il pallonetto di Milici finisce alto sulla traversa. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo e al 50° ancora Milici pericoloso con il colpo di testa che trova la decisiva respinta del difensore Matai. 60 secondi più tardi però il numero 5 biancorosso commette fallo su Serraino in area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto, ammonendo anche il difensore dell'Aquila. Dagli 11 metri ancora Bertino spiazza col sinistro il portiere Paratore, facendo così calcio saponarese 2, Aquila Bafia 1. E doppietta personale per il centrocampista bianco-azzurro. L'Aquila non ci sta e al minuto 57 potrebbe pervenire al pareggio con la punizione di Calderone, che trova però un superlativo Tindaro Giunta classe 77, che con un super intervento salva di fatto il risultato. Poi al minuto 61 l'Aquila Bafia rimane in 10 uomini quando il difensore trovato ferma Mastroieni, lanciato a rete, beccandosi di fatto il secondo cartellino giallo e quindi la via anticipata degli spogliatoi. Nonostante l'uomo in meno, la formazione di Giuseppe La Rocca tenta il forcing disperato e al 70° solo il palo nega a Pugliafito la gioia del 2-2, la palla che va a sbattere contro il legno e poi viene allontanata dalla difesa bianco-azzurra. Al 92° Aquila addirittura in 9 uomini, doppio giallo per Paolino Cannuni e dunque un'Aquila che chiude con la doppia inferiorità numerica, ma un minuto più tardi anche doppio giallo per il numero 17 Gugliotta, che era stato già ammonito, e quindi anche per Gugliotta doccia anticipata. Non succede praticamente più nulla, finisce dunque 2-1 per il calcio saponarese, che sale in classifica a quota 6 punti e si gode per almeno una notte la testa solitaria del girone D di prima categoria, mentre rimane a quota 1 l'Aquila Bafia. È il momento adesso di parlare del girone E. Guardiamo i risultati. Rinviata giorno 8 Acron Savoca Guardia, Campanarazzo Aci Bonaccorsi 0-0. Rinviata il 28 ottobre invece Casalvecchio Siculo Riposto Calcio. Vittoria del Giardini Naxos 3-2 contro il Real Sud Nino Di Blasi. New Randazzo batte Furci 2-1. Sant'Alessio batte Fiume di Nisi 2-0. Ennesima sonante vittoria dell'RSC Riposto 7-4 contro Ladrano. Ed è proprio questa la partita che adesso vediamo grazie al servizio di Giuseppe Signorino.
Terza giornata, prima categoria girone RSC che si rituffa in campionato dopo la parentesi trionfale di Coppa e la qualificazione centrata al secondo turno nel mercoledì da Leoni a Sant'Alessio. Adesso ripartono gli impegni di campionato dopo l'alt al derby di riposto per rispetto dei protocolli. Al Luigi Averna, ospite Latrano, 0 punti, 2 sconfitte di misura in 180 minuti ma col segno più in Coppa dove battendo 3-2 il Caltagirone ha brindato al passaggio del turno e da ieri ha un nuovo tecnico, Fabrizio Belluso, subentrato in settimana a Giuseppe Percipalle. Al di là della classifica può trattarsi di uno scontro diretto per i piani alti. Nella RSC assenti Parisi, Caltabiano e Sciuto, gioca Varrica dal primo minuto. Cartellone parte dalla panchina. Arbitro del match Giuseppe Guastella della sezione di Ragusa. Velocemente con le formazioni: RSC riposto, Cisterna, Papa, Davide Messina, Nicotra, Salemi, Capitan D'Angelo, Varrica, Antonio Messina Mangano, Dumitrascu, Maurizio Catania per Latrano, Silvestri, Ardizzone Carnibella, Muzzetta, Cannizzo, Giustolisi, clienti Andrea Papaserio, Costanzo, Simone Papaserio e Filetti. Posizione che sta per essere battuto Antonio Messina. Davide Messina adesso va in profondità a cercare Dumitrascu che entra in area di rigore, parte la conclusione di Dumitrascu e Varrica la mette dentro in tap-in sul secondo palo e la RSC in vantaggio dopo 3 minuti di gioco. L'inizio esplosivo della formazione quest'oggi in maglia biancorossa, abbracci verso la panchina e la RSC sblocca il risultato con Cristian Varrica, lui che è stato impiegato dal primo minuto per la prima volta titolare in questa stagione. Antonio Messina per vie centrali dalle parti di Mangano, il colpo di testa ed il raddoppio della RSC. Davide Nicotra la mette dentro quando sono trascorsi 7 minuti nel corso del primo tempo. Già la rimessa battuta Carnibella. Varrica, efficace il pressing, poi Nicotra va a dare fastidio alla difesa, la conclusione di Nicotra, la respinta e poi arriva Dumitrascu. 3-0 per la RSC, 12° nel corso del primo tempo, terzo gol ad opera di Dumitrascu, la conclusione di Nicotra, una bordata, la respinta di Silvestri. Intervento deciso di Dumitrascu. Adesso c'è un tentativo di corsa da parte di Filetti, il pallone giunge dalle parti di Papaserio, c'è un intervento con le mani, sarà calcio di rigore per Latrano. Carmelo Costanzo dagli 11 metri, la conclusione con il destro, la respinta di Cisterna che torna a far la voce grossa tra i pali, il pararigori. Papaserio va direttamente in porta e Latrano realizza il gol del 3-1. Salemi. Largo su Papa, fa girare la sfera la RSC, adesso c'è Papa che va in profondità a cercare Dumitrascu, la respinta da parte della difesa del Latrano, prova a irrompere Mangano, la conclusione di Mangano, il pallone che finisce fuori. Filetti, poi Papaserio, il pallone che prova a far passare Latrano, c'è questo pallonetto di Papaserio per il colpo di testa vincente di Clienti che accorcia le distanze ancora. RSC 3, Adrano 2 alla mezz'ora di Dumitrascu, la voglia di rivalsa nei confronti dell'avversario, di fatto Carnibella che è finito a terra. Attenzione perché si rischia lo scontro e vediamo che fioccherà probabilmente qualche cartellino giallo, anzi no, perché c'è l'arbitro Giustolisi che ha nelle mani un rosso, l'arbitro Guastella che adesso richiama a sé Dumitrascu ed è cartellino rosso per lui. Scontro a palla lontana con un avversario. La RSC andrà avanti per la prossima ora di gioco scarsa in 10 uomini. Messina va alla battuta, il tocco corto alle parti di Varrica, la bomba con il destro, la respinta dei 5 della barriera, poi Messina, proteste per un presunto fallo di mani e poi incredibile Mangano, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, viene rimesso in mezzo da Varrica. Cosa ha sbagliato la RSC proprio sul duplice fischio dell'arbitro Guastella di Ragusa, occasionissima firmata Mangano e Varrica, si va al riposo sul 3-2. Si riparte da questa rimessa di Silvestri, colpo di testa di Salemi, Varrica con il tacco, ha provato a innescare Catania, poi però c'è un tocco da parte della Latrano e allora Varrica verso Catania, la conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce sul fondo. E allora calcio di punizione, Varrica, lo spigolo destro dell'area di rigore, Mangano, l'irruzione
come un killer colpisce sotto porta, la mette dentro e fa 4-2 per la RSC al 10° della ripresa. Luca Mangano fa 4-2, colpo di testa con irruzione perentoria sulla punizione di Varrica e la RSC si riporta in quota, 2 gol avanti. Carnibella la rimessa con le mani, lunga dalle parti di Costanzo. Attenzione a Costanzo che va verso il fondo, la mette in mezzo, esce Cisterna, la porta è vuota e la mette dentro Simone Papaserio per il 4-3. Ancora una volta riaperta la sfida a Luigi Averna, il cross di Costanzo, la smanacciata di Cisterna e poi a porta vuota tutto facile per Papaserio. Entra Salvo Pappalardo, D'Angelo fuori, fascia di capitano a Cisterna a questo punto. Subito ha battuto questo calcio di punizione di Varrica, Mangano affonda nell'area di rigore, quasi dalla linea di fondo, dribbla un avversario, tarda nella battuta a rete. Antonio Messina riceve il pallone, parte il cross e quasi una diagonale, viene agganciato Varrica, attenzione materiale per la nostra Moviola, a beccarsi il giallo anche Varrica per proteste. E qui è tutto da rivedere, questo episodio. Varrica sul punto di battuta con il destro e il pallone che va a sibilare il palo, poi ci prova sulla respinta Pappalardo, pallone in mezzo dove arriva Davide Nicotra per il gol del 5-3 della RSC, un batti e ribatti in area di rigore. Alla fine arriva lui, la risolve Davide Nicotra, va a realizzare la doppietta, a esultare nei confronti del pubblico. Papaserio, il destro gira il pallone che attraversa mezza area di rigore, salta Filetti, Asero, spalle alla porta, la sforbiciata, il pallone sul fondo. Sostituzione al 33esimo, fuori Varrica, dentro Cartellone nell'RSC. Calcio di punizione è stato battuto da Giusto Isi, attenzione alla conclusione sulla respinta della difesa dell'RSC, un gol incredibile, un gol pazzesco, la riapre Ladrano, un siluro da fuori area ed è Muzzetta che accorcia le distanze, cambia RSC a 9 dalla fine, dentro a Corso, maglia numero 20, fuori Papa. Cisterna, bellissimo il lancio oltre 50 metri, limite dell'area di rigore, c'è Catania che prova a esplodere al sinistro e la palla finisce in rete anche con la collaborazione di Silvestri, ma è il gol che vale il 6-4 a 5 dal termine, lo realizza lui Maurizio Catania ed entra anche lui così di diritto nella classifica marcatori della RSC quest'anno. Sino a questo momento non aveva segnato, lo fa nel gol di giornata ed esulta alla sua maniera. Standing ovation al minuto 92, fuori Maurizio Catania, dentro Emanuele Catania, tanti applausi e abbracci per lui, il primo gol in stagione. Messina va dritto sul secondo palo per Davide Nicotra, sempre lui oggi particolarmente ispirato, irruzione aerea ed esultanza con arco e frecce e siamo a 7-4 all'extra time per la RSC. Finisce qui, risultato incredibile, pieno, denso di gol, RSC batte Adrano 7-4 ed è la seconda vittoria consecutiva per la RSC in casa in campionato, terza complessiva dopo quella di Coppa Sicilia. Conferma dunque per il Sant'Alessio, 3 partite e 3 vittorie in questo girone E del campionato di prima categoria. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone F. Questi risultati: Lavinaio batte Atletico Santa Croce 3-1, Pachino Rinascita Netina 0-0, Villaggio Sant'Agata batte Portopalo 6-1, Città di Caltagirone batte Pro Chiaramonte 2-0.
Vittoria fuori casa del Pro Ragusa 1-0 contro il Cremisi Scicli. Ed infine inaspettato pareggio della New Pozzallo 1-1 a Vizzini. Ha riposato Leo Soccer. In classifica, con la vittoria ennesima fuori casa dell'Avinaio, abbiamo la squadra catanese in vetta con 9 punti, a seguire il Pozzallo con 7. Ed infine parliamo del girone G, questi i risultati della terza giornata. A Gira SC Gela rinviata al 28 ottobre. Gemini batte Don Bosco Mussomeli 2-1, Villarosa batte Nicosia 3-2, Ravanusa batte Atletico Gorgonia 2-1. La partita Sant'Anna Enna Branciforte è stata rinviata al 28 ottobre. Vittoria fuori casa dell'Empedoclina 1-0 contro la Sommatinese, ha riposato l'Atletico Favara. In testa abbiamo 3 squadre, Atletico Favara, Gemini e Villarosa a punteggio pieno con 6, a seguire il Ravanusa con 5. In questo girone G del campionato di prima categoria abbiamo una seconda squadra dell'Enna, parliamo del Sant'Anna Enna, e abbiamo sentito in esclusiva per penalty il suo presidente e anche il suo allenatore. Stagione 2020-2021, siamo con il presidente del Sant'Anna Enna, siamo con Nino Proto. Presidente, una stagione interessante perché avete un obiettivo, quello comunque di disputare un campionato ad alto livello, nella speranza magari di agguantare una promozione. Assolutamente sì, abbiamo l'obiettivo quest'anno col Sant'Anna di fare un campionato assolutamente di vertice, non si dice mai vincere il campionato, però comunque sicuramente essere tra le prime 3 classificate, disputare i playoff, quello è il nostro minimo obiettivo, anche perché abbiamo investito tanto sul progetto Sant'Anna. È una società storica che nasce nel 1963, tra l'altro l'anno scorso io ero anche un giocatore del Sant'Anna, quindi un giocatore, tra l'altro il capitano, abbastanza rappresentativo, e visto insomma gli scarsi risultati dell'anno scorso ho deciso quest'anno di investire anche tramite la sponsorizzazione della mia azienda su questo progetto del Sant'Anna. Sicuramente un occhio di particolare riguardo viene dato al settore giovanile. Dopo una decina d'anni in cui si parla nell'Ennese di fare un settore giovanile unico, senza tutte queste scuole calcio che poi non portano a niente, sono riuscito a unire tutte le intenzioni e gli intenti dei vari presidenti di 4 società calcistiche e farli confluire in un'unica società che sarà l'FCN, società satellite del Sant'Anna, su cui ovviamente il Sant'Anna avrà l'opzione su tutti i giocatori, dato che insomma è una società per l'appunto satellite. Parliamo dal punto di vista tecnico. La prima categoria sappiamo benissimo è un campionato sempre molto difficile, si corre molto in campo, magari dal punto di vista tecnico qualche defiance esiste. Voi sotto questo punto di vista, con la qualità dei giocatori che avete acquistato, probabilmente avete un obiettivo importante, lei lo ha già anticipato, l'obiettivo comunque di assaporare la possibilità di andare in promozione la prossima stagione. Sì, fare il salto di categoria è il nostro obiettivo, assolutamente. Abbiamo, a partire dal tecnico, a finire con i giocatori, un organico molto valido, anche con gente di livello, di categorie superiori che hanno militato in promozione, eccellenza, comunque gente che sa giocare a calcio. Tra l'altro abbiamo inaugurato da poco il nuovo campo Enrico Greca a Pergusa, quindi in questo gioiellino ci vogliono tanti piedi buoni e ci vuole tanta qualità in mezzo al campo. Una marcia in più rispetto ad altre società dal punto di vista tecnico, tattico, sotto tutti i punti di vista, insomma. Per quanto riguarda invece il progetto sponsorizzazione, fondamentale per una società di prima categoria, Believe in prima linea, indubbiamente per supportare questo grande progetto della Sant'Anna Enna. Assolutamente, Believe nello sport insomma è molto attinente il progetto della Believe, perché si occupa di salute e benessere della persona, e lo sport sappiamo benissimo che ci fa guadagnare tanto in salute, è un discorso molto attinente, molto affine a quello calcistico. Poi tra l'altro io sono, come penso tutti i presidenti, un appassionato, un accanito di calcio, quindi fare coesistere queste due realtà per me è fondamentale. Tra l'altro io ho l'obiettivo anche di coinvolgere tantissimi imprenditori nell'Ennese che per un motivo o per un altro non si sono avvicinati ad altre realtà calcistiche, e farli confluire nel Sant'Anna, che ha un progetto veramente ambizioso.
Sicuramente il campo è quello che poi dà il verdetto finale a quello che sarà la classifica e le società che avranno fatto meglio durante l'anno, anche perché ogni anno può vincere solo una società sola può andare in categoria superiore, a meno che si va tramite l'accesso ai playoff. Sicuramente la società nella quale mi trovo quest'anno e dove ho sposato il progetto veramente interessante del presidente Proto è una società che ha tante ambizioni di fare bene, ambizioni di fare le cose per bene. Già il fatto di aver programmato più stagioni contemporaneamente, quindi ai nastri di partenza di quest'anno, è un fattore molto importante. È proprio questo che mi ha spinto forse a restare in questa ad accettare questa società, a sposare questo progetto. Altro progetto riguarda il futuro tuo personale, no? Vieni da un'esperienza importante con Beppe Pagana a Siracusa, adesso giochi da solo, quindi con grande responsabilità. Sì, e ho avuto la fortuna veramente, perché è una fortuna essere stato dietro un tecnico di questo calibro. Pagana per me è un allenatore che da qui a breve riuscirà ad arrivare nel calcio che conta, nel professionismo, perché è un allenatore che lo merita veramente, sia dentro che fuori il campo. Per quanto riguarda me, diciamo che spero, arrivato a questo punto, di intraprendere la sua stessa strada. Sicuramente sono un allenatore giovane, sto iniziando molto giovane, e questo può essere un vantaggio alla mia, perché iniziando così giovane posso avere più possibilità di arrivare in alto. È quello che proviamo a fare. Sto partendo veramente dal basso, ma la voglia c'è tutta. Siamo contenti dei progetti ambiziosi del presidente Nino Proto, presidente del Sant'Anna Enna, anche perché ne abbiamo sposato le idee e soprattutto perché riteniamo che Enna può ambire sicuramente a palcoscenici ancora più importanti. Abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, la potrete seguire anche in replica mercoledì sera dopo la mezzanotte e se volete rivederla eventualmente basta andare sulla pagina Facebook di Penalty. Noi ci vedremo martedì prossimo alle 21, sempre qui su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Arrivederci a tutti.